Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Schifani alla TG Sicilia, pronti altri 100 milioni per le imprese. Sul caro voli il governatore insiste, rischio sanzioni per le compagnie aeree. Eolie, la paura di rimanere isolate dopo la rottura di Caronte and Tourist con la regione. Costerà di più raggiungere le isole, preoccupazione soprattutto per gli approvvigionamenti. Dopo il blitz contro il clan di Resultana, nuovo arresto a Palermo di un boss di Cosa Nostra. Era uno dei padrini scappato alla guerra di mafia voluta dai corleonesi. Paghe da fame e minacce, il caporalato del Missino nel mirino degli investigatori, 8 indagati, un'inchiesta che fa riaffiorare la piaga dello sfruttamento dei braccianti extracomunitari. A Catania 6 arresti per la sparatoria di Maggio Annesima, voleva essere una spedizione punitiva per una banale lite. Il pesce, eccellenza siciliana. Maria Grazia Cucinotta, testimone della qualità del pescato dei nostri mari. Oggi la presentazione a Palazzo dei Normanni della campagna promossa dalla Regione. Depuratore di Acireale, una sconcertante denuncia. Il progetto del nuovo impianto prevede un trattamento incompleto delle acque delle fognature che potranno finire in mare anche se non del tutto depurate. L'atto d'accusa del direttore dell'area marina protetta Isole Ciclopi, tra poco in studio. Calcio, Roberto Insigne è un giocatore del Palermo, il nuovo colpo ufficializzato in mattinata. Il campionato dei rosanero comincerà in trasferta a Bari. Bentrovati, il caro voli e gli interventi per la riqualificazione dell'Etna a valle, i tre temi al centro dell'incontro del presidente Schifani con gli industriali di Catania. Luca Ciliberti. La madre delle battaglie del presidente della regione Renato Schifani è quella sul caro voli. La presa di posizione del ministro per le imprese Adolfo Urso, che chiede la verifica dei mister prezzi e l'intervento dell'antitrust laddove emergessero anomalie sui costi dei biglietti aerei da e per la Sicilia, corrobora l'azione del governo regionale. Ho sollecitato anche in maniera riservata sia i vari ministri del governo per intervenire da tempo, assumersi delle responsabilità su questo scandalo. Registro con piacere l'intervento del ministro Urso, spero che si sia ancora in tempo per ridurre i prezzi d'estate. Sono preoccupato sui tempi, però naturalmente tra piuttosto che niente preferisco piuttosto. Non è che magari poi queste compagnie vengono multate anche dall'antitrust e diciamo, sobbarcano sui consumatori i costi di queste multe? Le sanzioni fanno parte di una libera democrazia che fissa delle regole da controllare in regime di libero mercato. Se dovessero arrivare noi non è che applaudiremo, prenderemo atto che si è sanzionato un comportamento illegittimo che noi abbiamo denunziato in tutte le parti, anche con un esposto alla Procura della Repubblica di Roma. Schifani era atteso nella sede di Confindustria di Catania dalle imprese che da anni chiedono risposte sulla carenza infrastrutturale della zona industriale di Pantano d'Arci, che da sola produce il 15% del PIL regionale. Confindustria Catania mette in fila le priorità, chiede sicurezza, illuminazione, pulizia dei canali e la qualità delle forniture energetiche. Mi sento di dire che a settembre, con la riprogrammazione dei fondi extraregionali 2021-2027, questo governo utilizzerà 100 milioni per lo scorrimento del bando Ripresa Sicilia. E questo è un segnale che fa il paio con la volontà, ripeto, di bonificare alcune aree industriali come quella di Catania. Infine un ricordo di Silvio Berlusconi a un mese di distanza dalla sua scomparsa. Forza Italia sopravviverà sicuramente, l'assenza, la mancanza del nostro leader è forte, però adesso siamo chiamati ad assumerci una responsabilità sul territorio, sugli scenari istituzionali e anche europei. Dopo la conferma del sequestro di alcune navi, Caronte and Tourist ha deciso di rescindere il contratto con la regione per il trasporto con le isole minori. Pesanti le conseguenze. Schifani ha convocato un vertice d'urgenza. Francesco Triolo.
Traghettare per le isole minori diventerà un'impresa ed anche dispendiosa. La decisione della società Caronte Tourist di procedere alla risoluzione del contratto relativo alle isole Orie, le Egadi e Ustica con la Regione Sicilia per sopravvenuta impossibilità apre nuovi scenari e non sono positivi. La presa di posizione dell'azienda arriva dopo l'esito negativo dell'istanza di riesame sul sequestro delle navi e quindi ha deciso di passare al trasporto in condizioni di libero mercato, decidendo numero di corse e prezzi senza alcun sostegno, contributo economico o erogazioni di qualunque genere di provenienza pubblica, ha detto Caronte Tourist, ma a tariffe che nei limiti del possibile non si discostino da quelle attuali. La precisazione della compagnia, una situazione che allarma le comunità isolane perché gli effetti saranno visibili da subito non solo sul settore turistico ma anche per i semplici approvvigionamenti. La nostra preoccupazione è tanto per un eventuale aumento delle tariffe nel periodo estivo ed invernale, quanto per una diminuzione dei servizi nel periodo invernale. Non si tratta soltanto di un problema sulla possibilità o meno di arrivare alle isole Olie, si tratta di problematiche inerenti anche all'approvvigionamento delle risorse minime dei beni di prima necessità che rischiano di non poter più arrivare. Si tratta appunto di una vera e propria tragedia per tutto il territorio. La decisione di Caronte Tourist è arrivata a Palermo quasi come un fulmine a ciel sereno, tanto che il presidente della regione Renato Schifani ha convocato un vertice urgente a Palazzo d'Orléans per cercare di individuare una soluzione. Presto sarà convocato un altro incontro con i sindaci delle isole minori per conoscere meglio la situazione, anche perché le perplessità sono davvero tante. Ma se non siamo riusciti a controllare nulla con un'armatoria sovvenzionata, ora facciamo il controllo di quella libera. Tempi duri per le cosche palermitane dopo il colpo inferto al mandamento mafioso di Resultana dalla polizia nei giorni scorsi. Oggi tocca ai carabinieri smantellare il mandamento confinante, quello di Tommaso Natale, dove al vertice erano tornati i boss di una volta, i figli degli antichi padrini. Manlio Viola. La vecchia mafia torna a governare i mandamenti siciliani e Michele Michalizzi, 73 anni, genero dello storico capomafia Rosario Riccobono, uomo della vecchia guardia mafiosa palermitana e uno dei sopravvissuti allo sterminio voluto a Totò Riina all'inizio degli anni '80, ad essere tornato a capo del mandamento mafioso di Tommaso Natale a Palermo. Ne sono convinti gli investigatori al culmine dell'ennesima inchiesta sul controllo mafioso in città. Dopo il ritorno a Palermo nel 2015, le intercettazioni hanno sorpreso Michalizzi a fare incontri, a gestire affari. Questa notte con lui sono stati arrestati anche il figlio Giuseppe, che ha 42 anni, e altre 9 persone, 11 in totale, 8 delle quali in carcere, 3 ai domiciliari. Il nemico giurato di Totò Riina oggi dunque a campo libero. Gli investigatori hanno ricostruito decine di estorsioni, il tentato omicidio di uno degli associati ai danni del fratello e la ricomposizione dei dissidi familiari con l'intervento dei vertici della cosca con il metodo degli antichi padrini. Ricostruito anche il furto non autorizzato dell'auto della moglie del boss. La giustizia di Cosa Nostra è rapida e sommaria, ladri identificati e raggiunti nel giro di poche ore e pestati a sangue. Il governo del territorio si estendeva poi a tutte le famiglie della zona, da Partanna Mondello allo Zenna alla stessa Tommaso Natale, mescolando affari leciti ed affari illeciti, dalla droga all'edilizia, al commercio e alla ristorazione. L'ennesima brutta storia di caporalato scoperta dalla squadra mobile di Caltanissetta e ha fatto scattare 6 misure disposte dalla GIP a carico di imprenditori agricoli e altre 2 per i reclutatori dei disperati. Gli indagati avrebbero fatto leva sullo stato di bisogno sfruttando braccianti extracomunitari pagati pochi euro e senza alcuna regolarizzazione. Tutto rigorosamente in nero. Gerry Italia. Costretti a lavorare in condizioni estreme nei campi fino a 8 ore al giorno per pochi euro e nel caso in cui si fossero ribellati arrivavano pure le minacce di morte da parte dei caporali. Ma per i braccianti pakistani lo sfruttamento non finiva lì. Oltre alle paghe misere sulle quali i 2 reclutatori avrebbero fatto la cresta, erano pure costretti a acquistare a spese proprie attrezzi da lavoro e guanti protettivi. E l'ennesima storia di caporalato nelle campagne del Nisseno e dell'Agrigentino scoperta dalla squadra mobile di Caltanissetta che ha fatto scattare 6 misure disposte dal GIP a carico di altrettanti imprenditori agricoli.
e altre 2 per i reclutatori di disperati. Uno degli indagati è stato sottoposto agli arresti domiciliari, ad un altro è stato applicato l'obbligo di dimora nella città di Delia e per gli altri titolari di aziende agricole è stato disposto il divieto per un anno di esercitare l'attività di impresa. L'indagine, partita nel maggio del 2022, ha preso spunto dalle denunce di alcuni braccianti pakistani che i poliziotti hanno raccontato di un uomo italiano che tutti i giorni si recava presso la stazione di Caltanissetta alle prime luci dell'alba e reclutava diversi operai extracomunitari per portarli nelle campagne di Delia e di Agrigento a lavorare. 2 degli indagati avrebbero inoltre percepito parte dei compensi spettanti ai lavoratori come paga per l'attività di intermediazione illecita. Uno di loro avrebbe addirittura minacciato di morte i braccianti in caso di mancato rispetto delle regole da lui imposte, costringendoli anche a comprare gli attrezzi da lavoro e i guanti di protezione. Tentato omicidio, detenzione illegale di arma da fuoco, ricettazione. 6 persone a vario titolo sono destinatarie di misure cautelari per fatti che risalgono allo scorso 27 maggio, quando in un autoleggio del quartiere Enesima a Catania c'era stata una sparatoria. Simone Mazzoni. 2 persone entrano negli uffici di un'attività di autonoleggio in via Negrelli nel quartiere Enesima a Catania. Incontrano una terza persona all'interno del negozio che cerca di divincolarsi ma viene bloccata e presa a pugni. I fatti risalgono al 27 maggio scorso. Tutto era iniziato a causa di una lite tra Giuseppe Micale, che con il padre Rosario gestisce l'attività di noleggio, ed un altro uomo non destinatario di ordinanza cautelare, per il quale in sua difesa sarebbe intervenuto Salvatore Musumeci insieme ad un gruppo di fiancheggiatori. Proprio lui, come si vede nelle immagini, avrebbe sparato ad altezza uomo contro Giuseppe Micale, anche questi in possesso di un'arma ritrovata successivamente dalla polizia, mentre il suo complice Giuseppe Balsamo era intento a danneggiare 2 moto esposte. Durante le indagini dell'operazione denominata Mine Vaganti sono state rinvenute 2 cartucce calibro 7,65 ed occultata sotto un'autovettura parcheggiata nelle vicinanze dell'esercizio commerciale una pistola Beretta calibro 9 con matricola a brasa, con il colpo in canna e un caricatore con 4 cartucce. Con l'accusa a vario titolo di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione sono scattate le misure cautelari nei confronti di 6 persone, oltre a Salvatore Musumeci, soprannominato Turi Amina, per il quale è scattata la custodia cautelare in carcere, ai domiciliari la sorella Sebastiana Musumeci e la nipote Concetta Saitta, alle quali aveva consegnato la sua pistola, ai domiciliari anche Giuseppe Rosario Micale e Giovanni Balsamo. Tutti a vario titolo hanno contribuito, seppur con profili di responsabilità differenti, a questa azione che ha visto degli spari all'interno dell'autonoleggio e addirittura anche dei danneggiamenti di mezzi che erano lì in esposizione, come delle moto, che sono state scaraventate in terra. È stato grazie alle testimonianze dei presenti e di chi abita in zona, avvalorate dalle immagini della videosorveglianza, che è stato possibile ricostruire la vicenda. Le segnalazioni ci sono state anche numerose, sia degli spari sia naturalmente di quello che avveniva proprio al di fuori dell'autonoleggio, che ci ha permesso peraltro di individuare sotto alcuni veicoli parcati nelle immediate adiacenze dell'esercizio commerciale le armi e le munizioni di cui vi ho poc'anzi detto. Inchiesta sullo scandalo Interporti di Catania, 7 i rinviati a giudizio, fra loro l'assessore regionale all'economia Marco Falcone e l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao. Tutti andranno a processo il prossimo 26 settembre. Adelaide Barbagallo. Avrebbero fatto pressioni politiche per far ritornare in servizio una dipendente della società Interporti di Sicilia e per riconoscerle anche un avanzamento di carriera. Rinviati a giudizio l'assessore regionale all'economia Marco Falcone e l'ex vicepresidente della regione Gaetano Armao. Mandati a processo anche l'ex segretario di Forza Italia Giuseppe Livolti e l'ex deputato regionale Nino Dasero. Si aggiungono l'ex amministratore della SIS Rosario Torisi Rigano, la dipendente dell'Interporto Cristina San Giorgi e il dipendente di LCT, società estranea all'inchiesta, Salvatore Luigi Cozza. Ad emettere il provvedimento di rinvio a giudizio il GUP di Catania Marina Rizza. Al centro dell'inchiesta le presunte sollecitazioni dell'ex deputato regionale Nino Dasero nei confronti di Falcone, Armao e Livolti per fare pressioni sull'allora amministratore unico della SIS Rosario Torisi Rigano per la revoca del licenziamento di Cristina San Giorgi e per nominarla responsabile relazioni esterne della società.
L'indagine fu avviata dai carabinieri del Comando Provinciale di Catania dopo l'esposto di dipendenti dell'azienda pubblica sul presunto falso possesso di diploma di laurea prodotto dalla dipendente di SIS Cristina San Giorgi. Le accuse sono a vario titolo peculato, corruzione per un atto contrario ai propri doveri d'ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, contraffazione e uso di pubblici sigilli nell'ambito dell'inchiesta. Dalle indagini sarebbe emerso anche un accordo corruttivo tra Torrisi Rigano e l'imprenditore Luigi Cozza, titolare della LCT SPA, grossa società del settore dei trasporti. Secondo l'accusa, Cozza avrebbe assunto la nuora di Torrisi Rigano e promesso vantaggi futuri all'amministratore della SIS, che è indagato anche per essersi appropriato di 2.850 euro dal conto della società. Il processo si aprirà il prossimo 26 settembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Catania. Velocemente, una novità per voi, si chiama Ditelo al vostro TG, perché TG Sicilia e Sicilia 24 vogliono essere ancora più vicini a voi ascoltatori. Vi invitiamo a segnalarci le cose che solo voi notate, belle e brutte naturalmente, che secondo voi meritano denunce o applausi e delle quali nessuno parla. Scriveteci a questo numero di telefono per il vostro WhatsApp 342 74 55 005 342 74 55 005. Lo ripeteremo ancora altre volte, ci occuperemo delle vostre segnalazioni H24. Ditelo al vostro TG, cominciate adesso. E adesso parliamo di pesca. Maria Grazia Cucinotta, testimone di uno spot sulle qualità del pescato siciliano. Oggi la presentazione al Palazzo dei Normanni, Marco Gullà. Sul lungomare di Acitrezza una donna rimane incantata dalla bellezza, dal fascino, dalla bontà del pesce siciliano, travolta da un'esperienza che coinvolge i 5 sensi nell'assaggiare il pescato del giorno dalle mani di un pescatore. La vediamo? È Maria Grazia Cucinotta, il volto dello spot istituzionale dell'assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, presentato questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo dei Normanni a Palermo. Una testimonial, madrina del Mediterraneo, per raccontare l'eccellenza del prodotto siciliano, del pescato, del suo trasformato, l'eccellenza dei nostri paesaggi, dei nostri borghi marinari, in un'unica parola la bellezza della nostra Sicilia. Questo spot vuole rappresentare non soltanto un aiuto concreto per far conoscere alla filiera dei consumatori nazionali ed esteri cosa è la Sicilia, ma soprattutto quanto è buono il prodotto siciliano. La sua mediterraneità è al centro di questo spot. La Cucinotta rappresenta ancora una volta la Sicilia. Ci siamo divertiti a girare, ma soprattutto sono ritornata in Sicilia a lavorare, quindi lavorare che poi non è un lavoro, perché comunque promuovere quello che è una delle nostre eccellenze per me è un grande onore, perché il pescato rappresenta veramente un'eccellenza siciliana nel mondo e bisogna sottolineare quello che è buono, quello che è sano, quello che il nostro mare ci offre e che comunque l'arte, perché comunque anche l'arte del pescare va supportata e va protetta. Un cast tutto autoctono per uno spot che esalta il lavoro e le eccellenze siciliane, anche sulla pesca. Luca! Strada, direttore area marina protetta Isole Ciclopi, bentornato, perché a Buongiorno Sicilia stamattina ci aveva raccontato che come il depuratore previsto per il collettore fognario nel comune di Aci Castello possa nascere già inadeguato, ha detto, un allarme che aggrava l'inquietudine diffusa soprattutto in questi giorni tra bagnanti e turisti che lamentano che il mare vicino alla costa, come abbiamo detto più volte, è invaso dai liquami. Perché? Devo correggere, chiedo scusa, io sto parlando del depuratore progettato per il comune di Acireale e per i comuni intorno ad Acireale. Siamo al centro di una serie di valutazioni perché la Regione Sicilia, l'assessorato all'energia, ha dato le indicazioni di qualità degli scarichi che sono decisamente inferiori a quello che è necessario. Che significa? Significa che hanno deciso di non depurare completamente le acque.
e di scaricare in mare a 250 metri dalla costa circa dei reflui non depurati completamente. E questo è scritto, è documentato? Questo è nei documenti di progetto. Il documento di progetto dice che è stata data indicazione, visto che viene scaricato in mare, quindi non in un corpo sensibile, di non provvedere alla depurazione dei nutrienti. Ricordo che stiamo parlando del collettore fognario del comune di Acireale. Di chi era la responsabilità? La responsabilità è del commissario unico alla depurazione, commissario di governo, e dell'assessorato all'energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, che ha dato le indicazioni sui livelli di qualità necessari. C'è tempo per intervenire, modificare eventualmente? Assolutamente sì, è assolutamente necessario. Completare il progetto, è già stato previsto che possa essere completato, però evidentemente per problemi di risparmio non lo stanno facendo. Lei si farà avanti per questo, no? Io mi sono già fatto avanti, perché dovendo intervenire sulla valutazione di incidenza ambientale, sulla valutazione di impatto ambientale, ho dato parere negativo per il momento. Grazie a Riccardo Strada, seguiremo naturalmente gli sviluppi della sua importante denuncia. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio Roberto Insigne tra i nuovi acquisti del Palermo. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Roberto Insigne è ufficialmente un calciatore del Palermo. Questa mattina il comunicato del club rosanero. Intanto è stato diramato il calendario di Serie B. Marco Gullà. Il Palermo non si ferma più, ufficiale da questa mattina anche l'ingaggio di Roberto Insigne, una trattativa lunga, già virtualmente definita da qualche giorno, ma la fumata bianca è arrivata solo oggi. Insigne è già in ritiro con i suoi nuovi compagni, intanto è stato diramato ieri il calendario di Serie B rosanero, che alla prima giornata se la vedranno fuori casa contro il Bari, poi l'esordio al Barbera è fissato per il 26 agosto contro Brescia o Regina. Alla terza la formazione di Corini, candidata alla promozione, giocherà fuori casa contro la Reggiana. Si giocherà anche il 23 dicembre e il 26, giorno di Santo Stefano. Dopo la sosta invernale il campionato di B riprenderà il 13 gennaio. Rosanero al quarto giorno di ritiro in Trentino. Uno dei volti nuovi, Fabio Lucioni, così in sala stampa. L'obiettivo sicuramente è di essere ambiziosi in una società che dal canto suo ha iniziato a spianare la strada, secondo me, già da un paio d'anni, quindi c'è da percorrerla e cercare di essere uniti e dare il massimo quotidianamente, perché poi se vogliamo raggiungere degli obiettivi importanti non dobbiamo solo basarci sulle chiacchiere, ma fare i fatti e pedalare forte. Mercato, stuzzica ancora l'idea Massimo Coda per l'attacco, per il centrocampo invece si torna su Verre. A Catania arriva il grande beach soccer con la Serie A maschile e la Coppa Italia femminile. 4 giorni di grande sport su un litorale della Praia in attesa del derby catanese di sabato. Marco Carli. Il grande beach soccer a Catania, vera capitale della specialità, visto che la città etnea per la 15ª volta abbraccia la Serie A e per la 18ª ospita un evento di questo sport se si considerano le manifestazioni internazionali. Nessuno in Italia ha fatto meglio, massimo campionato dunque, ma anche Coppa Italia femminile. Le gare invece della pool promozione e della Coppa Nazionale Under 20 si sono disputate nei giorni scorsi. La presentazione della seconda tappa della Serie A e della Coppa Italia femminile fa da preludio a 4 giorni di gare intensi che vedranno il clou sabato alle 18:30 con il derby fra il Catania Beach Soccer e Catania SSD. Il tutto nella nuova Beach Arena della Playa. Diciamo che è venuto proprio un gioiellino. Non sta a me dirlo, però dagli addetti ai lavori mi dicono che è una delle più belle viste fino ad oggi. Sabato c'è una bellissima partita con gli amici del Catania Beach Soccer del presidente Bosco. Sarà una festa per la città di Catania. Eventi sportivi come questo non sono nuovi a Catania negli ultimi anni, anche grazie ai contributi legati alla tassa di soggiorno che vengono impiegati per richiamare gli organizzatori di campionati e tornei di rilevanza nazionale e non solo.
Io ho la fortuna di ritornare a fare l'assessore allo sport e di sfruttare naturalmente quella iniziativa a supporto di manifestazioni come queste che danno lustro alla nostra città, che creano ricchezza alla nostra città per i tanti atleti che verranno. E visto il grande legame di Catania con il beach, si è parlato anche di un'arena permanente. Certo, realizzare una beach arena stabile in questa città sarebbe un sogno, speriamo di poterlo realizzare, speriamo che quello ci darebbe veramente la possibilità di fare un centro federale, di essere all'attenzione di tutti. L'estate non arriva, dicevamo a giugno poche settimane fa, adesso siamo a Cerbero, le giornate più calde di sempre che si susseguono una appresso all'altra e purtroppo pure i morti per ipertermia, quando cioè la temperatura corporea aumenta a valori tanto elevati, superiori ai 40 gradi, che danneggiano gli organi vitali dell'organismo. E c'è poco da stare allegri, l'anno scorso il caldo ha ucciso 61.000 persone in Europa e l'Italia ha il dato più alto d'Europa, oltre 18.000 italiani morti nel 2022, più che in Grecia, più che in Spagna. Ora i meteorologi avvertono che ci aspetta un fine settimana a dir poco bollente, se non infuocato. Le cause? Come sempre anche su questo ci dividiamo, colpa nostra o no? Di sicuro potremmo abituarci a riflettere sul fatto che le attività umane influenzano il clima e influenzano anche la temperatura della Terra. Per esempio, quando bruciamo combustibili fossili, carbone, petrolio e così via, generiamo grandi quantità di gas, oltre a quelli che sono naturalmente presenti nell'atmosfera. Il risultato è quello di far aumentare il famoso effetto serra e appunto il riscaldamento globale. Capita senza controllo, è chiaro, nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, ma succede anche da noi, malgrado le conferenze internazionali e i buoni propositi. Sono riflessioni scomode? Abituiamoci a farne qualcuna, magari anche buone pratiche, invece di inveire periodicamente contro il clima impazzito. Ci fermiamo qui, TG Sicilia torna alle 20, grazie e buon pomeriggio.